Avete mai osservato un insetto da vicino? Intendo non un'occhiata veloce, ma con una certa attenzione, con una certa curiosità, rispetto. Oggi vi portiamo in un posto dove gli insetti non solo si osservano, ma si toccano, si studiano, si ascoltano. Qui la scienza incontra la meraviglia, il minuscolo si fa immenso. Benvenuti a Esapolis, il primo grande insettario d'Italia. Ci troviamo a Padova in Via dei Colli. L'edificio che ci accoglie è imponente, antico. Un tempo era la Reale Stazione Bacologica Sperimentale, dove si studiavano i bachi da seta. E ancora oggi, entrando a Esapolis, quel passato si sente, tra macchinari storici, bozzoli e fotografie in bianco e nero che raccontano un Veneto dove la seta era ricchezza, cultura, vita. Ma Esapolis non è solo memoria, è scienza viva. È un museo dove tutto si muove, gli insetti, la curiosità e le emozioni. Esapolis è scienza viva, è un museo dove tutto si muove, insetti ed emozioni. E ce lo presenta il suo direttore, Enzo Moretto. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno. Qui siamo veramente in un posto unico al mondo. Qui si incontrano da tanto tempo specie uniche perché hanno un insettario ante litteram e soprattutto piccoli animali tra i quali tantissimi insetti con i quali si può anche interagire. E allora Enzo, la curiosità è tanta, dove ci porti adesso? Da dove si parte? Beh, certo è un posto molto particolare perché qua incontriamo specie uniche e vi porto immediatamente dove ci sono delle cose che normalmente non vedete: scorpioni giganti, lumache giganti, paguri terrestri, i rospi più grandi del pianeta e insetti di incredibili dimensioni. Andiamo allora. Questa è la prima teca, Enzo. Noi vediamo qualcosa che è appeso ai vetri, ma si può prendere in mano, si può portare proprio dentro le case dei nostri telespettatori. Sì, assolutamente. Qui c'è un animale incredibile, viene dall'Australia e da alcune parti dell'Indonesia. Io adesso ho la chiave, sono il direttore, posso farlo. E qui sono tutti i vari stadi di sviluppo di questo incredibile animale che vive appeso degli eucalipti e anche in grado di difendersi. Siamo una delle specie più grandi del pianeta, di insetti con anche dei colori molto particolari quando apre le ali, vedete rosso, emette dei suoni anche particolari, soffia, e poi in verità ha tante altre caratteristiche che lo rendono incredibilmente interessante per la scienza e anche per noi. Nella sala degli insetti, e vi assicuro che qui le teche sono veramente tante, abbiamo anche un pitone, un serpente. Ma qual è il connubio, Enzo? Beh, qui abbiamo tantissimi piccoli animali, anche vertebrati, e noi dobbiamo saper fare il confronto tra il micromondo degli insetti e di artropodi in generale e di altri vertebrati. Adesso vi faccio vivere un'esperienza unica e speciale perché abbiamo adottato gli animali, anche perché questo è un centro particolare di recupero di molte specie, e vi faccio vedere questo bellissimo pitone reale, che vi assicuro che è un animale che bisogna imparare a toccare. Noi lo facciamo toccare, questo è anche molto anziano ma sta benissimo. Ma si può toccare? Assolutamente. E che anche i bambini lo possono toccare? Assolutamente sì, perché è tranquillissimo e che ha degli organi di senso incredibili che noi non ci aspettiamo, come potrebbero averli gli insetti. Le antenne nella bocca sono diverse da noi, ma anche lui, perché qui attorno alla bocca ha degli organi di senso che percepiscono l'infrarosso. E poi quando fa le linguacce, sapete, tipico dei serpenti che tirano fuori la lingua, lo fa spesso, serve ad annusare, lui ha il naso sulla lingua. Ecco, pertanto per capire il confronto tra diverse forme di vita.
Esapolis si può dire che è proprio il mondo dei record, sotto sì. tutti i punti di vista, non solo Sì. per le cose che fanno colpo. Noi dobbiamo colpire l'attenzione, creare emozioni e fare in modo che chi va via da qui abbia imparato molto, però qui si possono incontrare cose veramente uniche. Guardate, senza esagerare, guardate le dimensioni di una di queste lumache giganti che abbiamo qui dentro. E che sono le lumache più grandi del mondo. Sì, e sono ancora cuccioli, Sono ancora cuccioli, diventeranno mezzo chilo di peso e li abbiamo qui perché stavamo studiando i progetti di conservazione, eccetera, però sono veramente animali incredibili da incontrare in questo posto. E qui, in questo caso, si può far vedere ma non si può toccare perché è una pelle molto delicata. Eh sì, parliamo di anfibi, ne abbiamo diversi qui nel museo, ma in particolare questo è uno dei più grandi anfibi del pianeta, la rana toro africana, che può arrivare a oltre 1 chilo di peso e che ha una caratteristica: maschi enormi e femmine piccole, contrariamente ai nostri rospi, per esempio, eccetera, perché i maschi hanno cure parentali, devono difendere le loro prole. Qui a Esapolis l'emozione è davvero uguale per tutti, anche per le persone che non possono vedere questi meravigliosi insetti, e questo ne è l'esempio, vero Enzo? Assolutamente, con la provincia di Padova abbiamo fatto un progetto europeo, Creative Europe, che ci ha permesso di attrezzare tutto il museo per le persone che non possono vedere, e anche laboratori interattivi. Vedete i modelli qui? Questo è uno scorpione e chiaramente si può toccare sui terrari, sui nostri espositori, sono tutti presenti dei modelli di questo tipo. Ma qui lo scorpione vivo c'è veramente all'interno. Questo qui è uno dei più grandi scorpioni del pianeta. Proviene dalla Malesia. Attenzione perché metterò la mano all'interno e non so se il vetro permette di vederlo. Eccolo qua. Mamma mia, mamma mia. Ha cercato anche già di colpirmi, perché lo scorpione è chiaramente attrezzato sia con le pinze che con la coda per puggere, però fortunatamente questo non è così pericoloso. Però se mi prende con le pinze poi non scappo più. E così, camminando per questi corridoi tra un salone e l'altro, la meraviglia dei bachi da seta si impadronisce di noi. E qui c'è veramente una meraviglia che è poco conosciuta e poco apprezzata perché non abbiamo più la conoscenza di questo mondo, ma qui abbiamo la più grande collezione al mondo di varietà di bacco da seta, ancora oggi importantissime, perché la seta è un materiale incredibile. E adesso stiamo cercando anche di valorizzarlo con altri aspetti interattivi, ovviamente, ma qui veramente neanche i cinesi hanno questa collezione. Enzo, una trentina di sale su 2500 metri quadrati, sì, questo è Esapolis, dedicati tutti al regno animale, a queste meraviglie. Ma qui in particolare abbiamo proprio una cosa abbastanza unica: abbiamo scelto strani predatori di insetti. Tra tutti chiaramente primeggia un rettile bellissimo che è un camaleonte pantera del Madagascar, che è capace di assumere colori. Addirittura, guardate, ve lo posso far vedere. Noi abbiamo la chiave. Abbiamo sempre la chiave, abbiamo il nostro camaleontino per chi vuol toccarlo. Esatto. E poi lui è molto territoriale, molto simpatico ed è qua, eccolo qua. Si è accesa anche la luce rossa perché lui deve scaldarsi chiaramente come con l'infrarosso, che sta arrampicandosi in alto in alto. Un animale con caratteristiche uniche: la coda prensile, le zampe a pinza, gli occhi che si muovono indipendenti, la lingua che si allunga tantissimo. E naturalmente i bambini possono toccarli. Assolutamente sì, però con i nostri esperti abbiamo dei laboratori specifici dove si fanno esperienze tattili, che sono una delle cose di più grande successo e più gettonate del museo. Ah, questa non ce lo aspettavamo. Da oggi sappiamo che anche gli insetti possono diventare gioielli. Eh sì, fanno parte di molte tradizioni, ma alcuni sono molto più belli dei gioielli, sono molto più costosi e molto più rari, perché appartengono a specie veramente rare. E abbiamo coleotteri e qui prevalentemente, ma anche altri insetti, farfalle, che hanno sul loro corpo i cosiddetti cristalli fotonici. Guardate, qui ci sono per esempio gli scarabei d'oro e d'argento, sembrano veramente fatti di metallo prezioso, sono altrettanto preziosi, ma sono cose uniche perché hanno effetti speciali che oggi vengono studiati dagli scienziati per innovare le nostre tecnologie e renderle anche più pulite. Pensate che questi insetti riescono a produrre tutti i colori possibili solamente con un solo materiale e in modo ecologico. E qui, se avete paura, non potete proprio entrare. È la stanza dei ragni. Allora in questo caso li porterò io da voi, nelle vostre case.
Per chi avesse la fobia dei ragni, sì, questo è il posto giusto dove venire, vero? Eccolo là. C'è un Mamma motivo, mia. perché qui abbiamo fatto dei lavori con i psicologi dell'Università di Padova e abbiamo fatto passare la fobia a chi ce l'aveva, perché è solo una cosa culturale, basta imparare a conoscere. I ragni poi alla fine non sono così pericolosi per noi e qui vi faccio vedere uno dei ragni giganti che lo tocco, guardate, Ma io mi sposto però. eccolo qua. Potrebbe mordermi? Sì, ma non lo fa, perché lui sa che io non sono un pericolo per lui. Questo è il salone degli insetti sociali, sì, non solo api, ma anche blatte. Non potrete mai immaginare. Parlano ad alte frequenze. E qui abbiamo le blatte giganti soffianti del Madagascar. Sono animali che vivono in gruppo e che possono emettere dei suoni come facciamo noi buttando fuori aria però dal corpo, e questi suoni sono dei fischi, Eccoli. l'ho fatto sentire vicino, che usano per comunicare tra di loro e con altre blatte della stessa specie. E dalle blatte alle formiche. Qui c'è una cosa unica, c'è un formicaio che ha una sua regina che vive oltre 20 anni e questo è un formicaio dei più antichi agricoltori del pianeta. Pensate che da 40 milioni di anni loro vivono grazie all'agricoltura, coltivano funghi, sono le formiche tagliafoglie dell'America tropicale. E guarda come lavorano. Eh sì, è tipico delle formiche, tagliano vegetali, li portano all'interno del nido e costruiscono il substrato per coltivare il fungo che è il loro stomaco. Ma vicino a questo hanno poi tantissime altre caratteristiche che le rendono veramente uniche. Venite ad Esapolis e le scoprirete. Esapolis non è solo un museo, è anche un messaggio e insegna che anche le forme di vita più piccole hanno un ruolo, una vita, un valore. Che il rispetto della natura passa anche da ciò che non si vede, a volte da ciò che si teme o che si nega. E dietro tutto questo c'è il lavoro della provincia di Padova, che ha saputo trasformare un centro di ricerca in un'emozione aperta a tutti. E con la collaborazione di Butterfly Arc, ogni visita diventa un incontro tra scienza e poesia. Non è solo un museo, è un regno, un laboratorio, un racconto. E forse uscendo guarderete un'ape, una formica, con occhi diversi, con molta più meraviglia, con grande rispetto.